ci sono gli ospiti del bed and breakfast qui alle Magnolie, che dista 300 metri dal cimitero, che vengono a lordare i bagni che ci sono dentro al cimitero. Zerman nuovamente in rivolta, forse perché i bagni all'interno della struttura di accoglienza non bastano, i migranti, oltre un centinaio, usano quelli del piccolo cimitero della frazione e non solo quelli. Allora, questo è il bidet ufficiale degli ospiti che abbiamo qui a Zerman, alle Magnolie. Vengono a fare il bidet nudi quando ci sono le persone che vengono a trovare i propri cari, specialmente le anziane, prendono paura e scappano. Il presidente Cillotto ci porta a vedere i bagni in questione e intanto racconta il disagio vissuto dagli anziani. Adesso ci sono tanti anziani che non vengono neanche più perché hanno paura di questo. Qua ci sono i bagni per il signore, e questo lo hanno anche chiuso, e qua purtroppo loro, dal soffitto alle piastrelle, al water, qui c'è cacca dappertutto. Che ormai anche la ditta che ha in appalto questo lavoro qua ha detto io non vado più a lavare la cacca degli altri. Non è mai successo una roba così. Mai successo. Adesso è pulito perché qualche minuto fa proprio l'operatore è andato via pulito. Addirittura di solito sono aperti tutti e due, questo è stato chiuso perché almeno se sporcano non ne sporcano uno. Ed eccolo un migrante che con una tanica viene, così dice, a prendere dell'acqua dal rubinetto del cimitero. Un operatore del centro di accoglienza lo blocca e lo convince a tornare indietro. Anche in parcheggio, spiega il rappresentante della frazione, causano disagio ai visitatori. Le donne si chiudono in macchina e loro vanno a battere coi pugni i vetri perché diano qualcosa. Questo problema è stato segnalato già da tempo a tutte le autorità, nessuno si fa vivo. Allora io busso e dico: ma dove siete? Fate qualcosa, vi prego, fate qualcosa.